Un'altra realtà importante di Mondaino è quella della fabbrica dell'organo classico, leader mondiale del settore. La storia della nostra azienda è partita molti anni fa, quando mio bisnonno decise, che era un giostraio, decise di costruirsi una fisarmonica per attirare un po' il pubblico, ed era la fine dell'Ottocento. Poi dopo aveva 7 figli, uno di questi era mio nonno Egidio, che insieme ad altri fratelli considerò quest'idea di suo padre della fisarmonica, la portò avanti e cominciò a costruire alcuni prototipi. E nel 1920 costruirono alcune fisarmoniche e le portarono negli Stati Uniti per cercare di venderle. Il successo fu subito enorme, perché appena sbarcati queste fisarmoniche le vendettero subito, e quindi da quel momento decisero di costruire questo stabilimento, che era la fabbrica Galanti, che fu completata alla fine degli anni '20 e fu una delle prime strutture in Italia a essere stata costruita in cemento armato, quindi diciamo anche un valore storico. Mio padre fu, uno dei pionieri nell'ambito della musica elettronica e si mise a costruire l'organo che simulava, quello che erano le voci dell'organo a canne in maniera elettronica, e fu così il primo organo classico costruito in Italia. Fu costruito appunto all'interno di questo stabilimento ed era un organo classico elettronico. Siamo riusciti a costruire degli organi sempre più competitivi, ed era un po' il business principale della nostra azienda, è diventato quello dell'organo classico. E con il presidente dell'associazione Proloco scopriamo le manifestazioni più importanti di Mondaino. Il 25 aprile abbiamo la camminata di primavera nell'ambito di una manifestazione che si chiama, pensate il nome delicato, sentite, Margherite senza maestri. Si tratta di un percorso, anzi di 2 percorsi, uno più leggero e uno più pesante, attraverso i campi di Mondaino, con soste istruttive e sfiziosi. La seconda manifestazione si svolge la prima domenica di maggio e la prima domenica di giugno. Si chiama Latinus Ludus, è organizzata dal Comune e dai Lions Club di Cattolica. È un concorso nazionale di traduzioni dal latino che vede la partecipazione di centinaia e centinaia di studenti liceali di tutta Italia. A luglio abbiamo la Sagra Musicale Mondainese, a metà luglio, si riuniscono bande importanti. E poi arriviamo ad agosto, dal 18 al 21 agosto si svolge il Palio, finalmente, dell'Odaino. E questa è una manifestazione splendida, magnifica. Sono 4 giorni che la gente che viene, che partecipa, assolutamente non dimenticherà. Ma se viene anche prima si divertirà a vedere la preparazione. Il palcoscenico del Palio del Daino sono le strade del centro storico di Mondaino. Gli attori sono soprattutto gli abitanti di Mondaino. E si mangia bene, la gente viene anche per mangiare, perché veramente è un richiamo notevole.
Mondaino è anche terra di musica, andiamo ad incontrare un artigiano della fisarmonica. Io ho cominciato a lavorare alla fisarmonica a 13 anni, dopo la guerra, e di lì ho preso tutti i lavori necessari per fare le fisarmoniche, per ripararle e via. Tanto che durante il periodo, che c'è stato un periodo di crisi, siamo andati all'estero, io e i miei fratelli, siamo andati in Inghilterra. Tanto che arrivò un giorno anche i Beatles, che presero un basso, una chitarra lì, e vendevano anche altre cose. La carrozzeria fisarmonica era, e adesso non c'è più, il materiale è buono, le voci, queste sono le voci fatte con dell'acciaio armonico svedese. Se non stagna bene la fisarmonica è tutta qua, la compressione, deve avere la compressione, se no la voce non c'è, la fisarmonica. Questa si deve... Vedi, sta quasi ferma. Qui c'è la meccanica. La fisarmonica, questa qui, le ore non le ho contate perché le faccio in passatempo, così lavoro 3-4 ore al giorno, a volte 5, a volte 2. Mettiamo che per farla proprio in continuazione, un lavoro così, ci vorrà un mese e mezzo. Uno speciale professore Angelo Chiaretti ci presenterà il centro dantesco di Mondaino. Ci troviamo all'interno del mulino delle fosse della Porta di Sotto, un luogo che è non solo centro di produzione di prodotti tipici, ma anche sede del centro di studi danteschi San Gregorio in Conca. Come abbiamo visto prima, nel gioco della Zara, noi non solo divulghiamo la filologia dantesca, ma anche quello che Giovanni Papini chiamò il Dante vivo, cioè un Dante quotidiano che ha avuto i suoi momenti di ispirazione, ma anche i suoi momenti di debolezza, di amore e di odio. All'interno di questo mulino si fanno delle letture dantesche internazionali. Abbiamo avuto come ospiti Dario Fo, Davide Riondino, Giorgio Albertazzi, i migliori interpreti della Divina Commedia, e tutt'oggi stiamo cercando contatti, stiamo costruendo contatti col Comune di Firenze, col Comune di Ravenna, con il Comune di Verona, con i quali abbiamo firmato un protocollo di intesa all'interno del Palazzo della Lana dell'Arte di Firenze. E all'interno del borgo di Mondaino andiamo a scoprire il formaggio di fossa. Dunque, il formaggio di fossa è un formaggio che nasce dalla tradizione medievale. Le fosse che abbiamo visto sono fosse del 1392, venivano utilizzate contro le ruberie, quindi capite che per caso, come spesso nascono queste cose, i formaggi venivano nascosti e dopo 3 mesi, come facciamo ancora, il formaggio fermentando si trasforma diventando un prodotto di nicchia. La nostra lavorazione parte ad agosto, quando i formaggi che già sono nati 100 giorni prima, quindi sono già stagionati, vengono messi in questi sacchi di cotonina a maglie larghe che permetteranno al formaggio poi di spurgare i grassi e riempiranno la fossa che precedentemente è stata impagliata completamente per mantenere una temperatura costante di circa 40 gradi, che appunto si raggiunge naturalmente con la fermentazione dei 6 o 7 mila formaggi che entrano all'interno della fossa. Le fosse successivamente vengono murate e quindi ecco qual è la particolarità di questo formaggio, che non è un formaggio semplicemente stagionato in un ambiente aerobico, ma è un formaggio fermentato in un ambiente completamente anaerobico. In assenza di ossigeno il formaggio spurga i grassi, acqua, sali e grassi che si depositano in fondo alla fossa, e dopo 81 giorni, come impone il disciplinare della DOP che l'Unione Europea ha concesso a questo formaggio, si va a trovare la sorpresa e il formaggio è sceso di 1,5 metri all'interno della fossa e soprattutto ha acquistato una valenza gastroalimentare eccezionale.
siamo giunti al momento delle tipicità e della gastronomia di Mondaino. Adesso ci troviamo al Pozzo Antico, come ci vedete vestiti con gli abiti medievali del Palio del Daino, e qui siamo a presentarvi i prodotti tipici di Mondaino. Dalla destra partiamo con la farina e dei cereali tipici dell'oro del Daino di Mondaino, macinati a pietra. Poi abbiamo dell'olio extravergine, sempre di Mondaino. Poi abbiamo dalle nostre tartufaie di Mondaino le nostre salse e il tartufo raccolto stamattina e datoci proprio dagli raccoglitori. Poi abbiamo tutti i nostri tre aziende di miele produttori con le varie decorazioni anche con la cera e delle frutta. Abbiamo un cascioncino con la farina di grano tenero macinato a pietra di Mondaino, poi abbiamo una crepe con la farina di orzo con la besciamella, tartufo tipico di Mondaino e porcini. Poi abbiamo una zuppetta di farro alle zucchine condito con olio extravergine di Mondaino e formaggio di fossa. Poi abbiamo del coniglio in porchetta cucinato in metodo tradizionale romagnolo con delle patatine arrosto. Il tutto accompagnato con del buon sangiovese tipico romagnolo. Vi aspettiamo al Pozzo Antico. Oggi il tempo è un po' nuvoloso, però fino a che ti regala bene a Mondaino non piove sicuro. Non ho ospitato a Mondaino perché avevo una rocca che è bellissima. Hai la veduta dell'Adriatico e la veduta dell'Appennino. Quindi noi vi aspettiamo tutti a Mondaino. Come vi ho detto prima, è presidente, cui è un saccadrobie da veda. E speriamo che venite tutto a Mondaino a vedere tutte queste cose, tutti i robi qui. E poi cosa da dire? Vuoi dire qualcos'altro? Con le protagoniste del Palio del Daino da Mondaino vi salutiamo, abbiamo qui la Castellana, la Damigella, un appuntamento da non perdere, ma ricordate di visitare tutti i borghi italiani che vanno gustati con gli occhi ma soprattutto con il cuore. Attendiamo sempre i vostri suggerimenti e per quanto riguarda Borghi d'Italia ci vediamo la prossima settimana. Ciao! Salute.